come anche per tutti gli altri personaggi illustri che hanno fatto la storia di Pieve di Soligo, quest'anno vogliamo dedicare proprio un anno dedicato a Francesco Fabbri per trasmettere alla cittadinanza e anche soprattutto alle giovani generazioni i suoi valori e tutto il suo operato che ha reso grande anche Pieve di Soligo nei vari aspetti sociali e culturali. E partiamo proprio mercoledì 29 luglio in occasione dei 50 anni da Ministro della Marina Mercantili e ricorrenza appunto che cade proprio il 29 luglio e ci troveremo in Villa Brandolini alle ore 18:30 per il primo evento dove si racconteranno anche poi le varie iniziative svolte negli anni e poi si proseguiranno con altri eventi in autunno, un concerto in Duomo il 18 ottobre e proseguendo poi per l'anno 2027 a gennaio ci sarà appunto un ricordo riguardo al suo scritto Diario di prigionia. Un modo per avvicinare anche proprio i giovani alla sua memoria e far capire chi era appunto ministro ex senatore Francesco Fabbri.